But what we have in Sardinia, on such a relatively small place, Ma quello che che c'è in Sardegna, in uno spazio relativamente ristretto, the concentration of tens of thousands of megalithic structures. è la concentrazione di decine di migliaia di strutture megalitiche. In the world of the megalithic constructions, Sardinia is the world superpower. Nel mondo delle costruzioni megalitiche la Sardegna rappresenta il mondo del superpotere. Nuraghi, the Nuraghe, conical shaped towers le torri a forma conica, with blocks of 1 to 10 tons, con blocchi che vanno da 1 a 10 tonnellate, show us perfect craftsmanship, ci mostrano delle capacità perfette di lavorare i materiali advanced social organization, e di una organizzazione socialmente avanzata, transportation means, che avevano mezzi per trasportare, deep knowledge of the materials in the nature, una profonda conoscenza dei materiali presenti in natura and energy properties. e delle proprietà energetiche di questi materiali. This island is a huge granite bedrock. Questa isola è un enorme letto di granito And that was the reason why it was chosen. e questa è la ragione per cui è stata scelta. All these thousands of nuraghi Tutte queste migliaia di nuraghe who were dotted the landscape che punteggiavano il terreno had nothing to do with the non fortification avevano niente a che vedere con le fortificazioni or residence for the tribal con leaders. luoghi di abitazione per le tribù locali, They were advanced energy network. ma era un network di energia Where avanzata. communication was one of the major E la purposes. comunicazione era uno degli scopi principali. Healing, astronomy, La guarigione, l'astronomia, spirituality, la spiritualità, in totality, knowledge. globalmente conoscenza. So there were places of knowledge. Erano luoghi di conoscenza. So I would say researchers of Sardinia, megalithic structures, need to make a turn and realize this. Quindi io direi che i ricercatori sulle strutture megalitiche in Sardegna devono fare uno shift di cambiare direzione e analizzare un passaggio e analizzare le strutture che ci sono qui da questo punto di vista. So I will do my efforts to bring more researchers Io farò tutti gli sforzi possibili per portare più ricercatori in proving what I'm saying. e per provare quello che sto dicendo adesso.